Amici bellini, è notte, come si vede. Io mi metto gli occhiali del Fabbro, aspetta un attimo, ecco qua. Mettiamoci gli occhiali da Fabbro. Non ce li ho, però la conferenza ce l'ho, quindi cominciamo. Allora, sono i miei occhiali preferiti, sono quelli del Thug Life, che si abbassa, poi compare Rocco Navarra. Benissimo, benvenuti tutti i nuovi iscritti, venite, accorrete, perché lo sapete che una delle mie cose preferite è analizzare a fondo, nel dettaglio, la conferenza, e quindi voi lasciate il like perché è stata una conferenza secondo me bella. Non lo vedo Spalletti, ma lo sento carico, lo sento sereno e lo sento pronto, sta sul pezzo, e secondo me lui mantiene anche sul pezzo tutta la squadra, e quindi noi siamo pronti anche con un Abraham tattico a parlare anche di una probabile formazione, perché è nostro dovere fare delle ipotesi. Mettiamoci in azzurro, in blu, sarebbe il caso, così, ma poi adesso vediamo. Allora, la conferenza, andiamo veloci. Gli occhiali da Fabbro. Spalletti è sempre geniale, ti dà sempre un titolo anche quando non glielo chiedi. Si comincia con un pensiero a Maurizio Costanzo, abbiamo saputo che ci ha lasciato da poco. Spalletti è sempre molto attento a tutto quello che succede nel mondo, e non vi siete iscritti al canale Telegram. Qua invece in realtà è Marcello Calvano che ha fatto un bel colpo. Adesso ne parliamo, perché lo sapete, io sono sempre molto critico, a volte ipercritico con gli addetti ai lavori, però quando c'è da dare meriti lo faccio volentieri. E oggi poi è giornata anche di ospitate, sarò in giro, quindi chi è iscritto al canale Telegram lo saprà dove mi troverete. E quindi, dopo aver fatto un saluto a Maurizio Costanzo, si comincia a parlare dell'Empoli. Gli si chiede a Spalletti, ovviamente l'Empoli dell'anno scorso è stato uno di quei momenti chiave, un momento drammatico per il Napoli, e Spalletti ce lo ricorda, dice: è una partita delicata, dobbiamo dilatare la compattezza tattica. Dilatiamola un attimo. A Spalletti piace anche citare qualche elemento che nell'Empoli fa molto bene e che probabilmente vedremo in grandi squadre l'anno prossimo, e cita quelli là che conosciamo. Cita Vicario, un portiere incredibile, cita Parisi, un altro terzino del famosissimo, famigerato nostro procuratore che tiene tutti i terzini del mondo, Baldanzi, di cui si è parlato spesso, e cita anche Lupetto, perché è uno di quelli che non è più con noi perché aveva bisogno di giocare, ma lo cita tra i giocatori importanti dell'Empoli. E qua che bisogna mettersi gli occhiali da Fabbro. Ma hai fatto il Fabbro? Ecco, ti metti gli occhiali. Negli occhiali da Fabbro tu non vedi, immaginate gli occhiali da Fabbro, no? Non vedi di lato, devi solo guardare avanti, e davanti c'è solo l'Empoli. È un po' una metafora dei paraocchi del cavallo, insomma, che guarda sempre avanti, non può farsi distrarre da niente, e quindi il Napoli si metterà gli occhiali da Fabbro e affronterà questa partita con l'Empoli. Spalletti, che è partito da Empoli anche come allenatore, e a Spalletti piace dire che l'Empoli come società, Empoli come città è una città che sa fare calcio, e se tu hai bisogno di qualche esempio, qualche spunto da prendere da Empoli, puoi prendere. E quindi l'Empoli è un esempio virtuoso del fare calcio, e Spalletti anche da ex tifoso dell'Empoli lo tiene molto in considerazione. Poi ovviamente pubblicità. E penso che durante la pubblicità si sia parlato di carichi di lavoro, si sia parlato di come si recupera, si sia parlato di eventuale turnover, di come poi si gestisce, e c'è una frase finale quando poi si recupera il collegamento, dove Spalletti si guarda i video perché chi è attento, io lo so, io vi dovrei chiedere, voi nei commenti mi dite un sacco di cose, e so che c'è uno zoccolo durissimo, un zoccolo da Fabbro, che segue tutti i video con attenzione, e chi lo segue con attenzione ha sentito da me che anche il recupero di certi giocatori che possono, per esempio mi si dice, e sono io il primo che ve lo dicevo l'anno scorso, bisogna far fare una partita di riposo a Di Lorenzo, non può giocarle proprio tutte, non sono dei robot, giustissimo. Però quello che è cambiato quest'anno è che, facendo così bene ed essendo noi in alto e non avendo anche la pressione della rincorsa,
può essere che anche i muscoli recuperano prima, hai meno tensione mentale e muscolare e quindi le cose vanno un po' meglio. Ecco, il mister ci dice che vincere ti aiuta anche a recuperare i muscoli, è una sorta, è un balsamo, è un massaggio da professionale, e quindi ecco perché ci potrebbero essere meno problemi, ed ecco perché anche io vi dico non fare un turnover esageratissimo. Le grandi squadre europee, quelli dei top player, alla fine affrontano tutte le partite con un impianto di rosa importante che non cambia, poi ci sono dei cambi ogni tanto, però se li consideri top, li consideri top. E qui ovviamente poi dopo ci si citerà Di Lorenzo, Osimhen e Lobotka, che sono diversi da altri. Importantissimo questo passaggio che adesso arriva. Un aggettivo per il Napoli, ecco, Spalletti dice: non so un aggettivo, ma una cosa mi farebbe piacere, basta parlare di scaramanzia, nel senso, Spalletti non dice basta scaramanzia, parliamo dello scudetto. Spalletti dice: se io non vi dico già di esultare, di stappare bottiglie di champagne, di comprare i pasticcini, non è per scaramanzia, ma per il lavoro, è lavoro da fare, non è una questione di scaramanzia. Quindi andare lì con le gomme piene, senza camera d'aria, e affrontare l'Empoli. Il Napoli può essere un modello, ecco, si ritorna al discorso di non fare un turnover scellerato, come succede nelle squadre inglesi, come succede nelle squadre più grandi. Non lo sa Spalletti se il Napoli può essere un modello, ma ci vuole citare un Di Lorenzo, un Osimhen che è difficile togliere dai titolari, altri magari devono un po' tirare il fiato ed è un po' più facile per lui fargli tirare il fiato. Perché qua è importante il passaggio? Perché poi quello che è il sostituto, la riserva, è anche all'altezza, e lui deve essere bravo a tenere anche i sostituti all'altezza. Ma non è tutto il lavoro di Spalletti, deve essere anche il sostituto all'altezza che deve essere pronto e deve lavorare tanto. Ci cita anche Lobotka, e quando lui dice gli altri devono tirare il fiato, il titolare va a finire che abbassa il livello se il suo dirimpettaio, cioè se quello che dovrebbe entrare non è pronto, e là io penso subito ad Anghissà, e Anghissà poi ritornerà nell'ultima domanda, perché lì se il sostituto di Anghissà è Ndombele, e Ndombele al 100% non vale il 50% di Anghissà, è chiaro che Spalletti può anche pensare di fargli tirare il fiato, ma non lo fa, perché a quel punto il 50% di Anghissà è meglio del 100% di Ndombele, è un discorso logico. Quindi la differenza, qual è la linea sottile tra la presunzione e la tranquillità, la consapevolezza dei propri mezzi? Spalletti dice semplicemente il lavoro, arrivare lì. E poi mi dite nei commenti, perché a un certo punto fa tutta una frase in romano, in romanesco, dice me devi da qualcosa. Non lo so, Spalletti strano in questo senso, non credo sia sempre roba di Totti, perché altrimenti ritorniamo alle polemiche dei fuori onda. Però Spalletti dice la tranquillità te la dà il lavoro, e quindi lì non puoi essere presuntuoso. Gli si chiede appunto quindi di Anghissà, che è un diesel. La domanda è buona, però non c'è una connotazione troppo negativa su Anghissà, si dice semplicemente che Anghissà è un diesel e quindi comincia così e così e poi va in crescendo. Come mai non è mai stato nei grandi club? E la risposta ve l'ho data io in qualche video fa. E Spalletti la evita la domanda e dice: io non mi devo nemmeno spiegare tutto, perché mi devo porre il problema del perché Anghissà non è stato preso dai top club europei. Spalletti cerca ovviamente di evitare, e fa bene, perché questo deve essere un pensiero nostro, ma non è che Spalletti in conferenza ufficialmente deve dire Anghissà è pigro, però nelle segrete stanze può dirlo, e sfrutta la domanda per fare invece dei complimenti a Lobotka, che invece è proprio quello che ci dimostra che lo fa in campionato e lo fa in Champions League e lo fa probabilmente in allenamento, sempre allo stesso livello di prestazione, ed un giocatore straordinario. E lì Spalletti ci ricorda che lo volevano già dall'Inter, che il collaboratore Pane, Alessandro Pane, l'aveva individuato, poi l'Inter non poteva spendere, adattarono Brozovic, e quindi i complimenti a Lobotka lo sapeva già Spalletti che giocatore si sarebbe trovato davanti. Frank, perché si ritorna su Anghissà, è un extra large che prende tutto il campo. E poi le emozioni per il premio Barzotti. Io queste domande non le considero nemmeno, perché sono domande inutili, ma è
è sfizioso, e facciamo i complimenti poi a Radio Kiss Kiss a Marcello Calvano, che molto spesso mi chiama nelle sue trasmissioni, che subito appena si cita Pane contattano Pane in diretta e ci parla un pochino di Lobotka, che ci dice che Pane lo aveva individuato già quando Lobotka era nell'Under 21 della sua nazionale, insomma già si era capito che era un giocatore a testa alta che giocava per la squadra. Quando la squadra funziona, Lobotka ti fa giocare bene e la squadra fa giocare bene Lobotka. Bene, e bravi anche i tifosi che seguivano la radio, che hanno subito detto Pane è uno di quelli che quando giocavo con l'Empoli, 5-0 dell'Empoli contro il Napoli, umiliante, Pane ci segnò pure, veramente una roba straordinaria. Ed ecco perché poi la storia è importante, va affrontata questa partita come un altro trabù da sfratare. Lo sfratiamo sicuramente. Allora ragazzi, in porta io ci metto Meret, mi prendo i miei rischi e credo che Meret andrà in porta e non Gollin. Qua ci mettiamo Di Lorenzo perché Spalletti ce l'ha detto e quindi niente Beresischi, aspettiamo. Qua ci mettiamo Tendina e vi spiego il perché chi ha seguito Juan Jesus, le sue storie, i suoi reels, oggi è il compleanno di Rachmani e Juan Jesus lo chiama Tendina, non lo so il come mai. Qua abbiamo il primo dubbio, è un dubbio che non ci dice Spalletti, che però è un dubbio mio, avendo noi Kim ancora diffidato, potrebbe il Napoli pensare di dargli un turno di riposo, ci metto Juan Jesus, di dargli un turno di riposo a Kim per non perderlo di sicuro contro la Lazio. E lo so, poi viene Lazio, poi viene l'Atalanta, sarebbe bene perderlo più in là, però sappiamo che poi diventa complicato, e quindi io qua ipotizzo un Juan Jesus e ipotizzo anche un Mario Rui, un ritorno di Mario Rui da titolare. Mario Rui che conosce bene l'ambiente, si dice spesso questa cosa, conosce bene l'ambiente di Empoli, così come qui confermiamo Lobotka al centro e confermiamo anche Anghissà, che voglio proprio vedere in campo dopo la grande prestazione, finalmente grandissima prestazione in Champions. Vediamo se ci fa il piacere di fare una grandissima partita anche contro l'Empoli. E qua il solito dubbio, se torna, e questo è un nuovo solito dubbio, un dubbio degli ultimissimi giorni, Zielinski, che si gioca un pochino il posto con Elmas. Vediamo un pochino Elmas che puoi mettere anche qui, ma qui ci mettiamo il nostro Kvaratskhelia. E qua io insisto con Osi, nonostante il mio addetto stampa dice che giocherà Simeone meriterebbe anche una chance di giocare da titolare, ma non credo, dopo le parole di Spalletti che dice così, ti fa anche la rincorsa all'indietro al 90esimo e ci mette dentro la scatola della partita l'aiuto alla squadra. Osimhen è difficile toglierlo, sta anche mentalizzatissimo, segna da una vita. Se tu un giocatore che segna una continuazione consecutivamente non lo puoi togliere assolutamente. E qua la solita storia, Politano con Lozano, e non mi pongo proprio il problema. Lozano sta facendo meglio, sicuramente in gran fiducia dopo la partita contro l'Eintracht. Non so se Politano avrà dato tanto nell'allenamento, si potrebbe anche confermare Lozano. Per una logica di alternanza ci metto Politano, ma Lozano secondo me è più in fiducia, ci metto un punto esclamativo perché sta in grande forma Lozano, e quindi questi sono i dubbi che abbiamo. Mi prendo le mie responsabilità, se questo non avviene chi se ne frega, perché tanto ci fidiamo del mister e la partita con l'Empoli è molto importante, come saranno tutte le partite molto importanti. Questa in particolare ci ricorda quello che successe all'andata, 2-0, 3-2, roba tragedie sportive che non vogliamo vedere quest'anno, perché quest'anno il Napoli vola alto, vola sopra tutto e tutti, e quindi dai, è un bel percorso. Da New York, Valerio Fluido, New Yorko? Non lo so, Valerio Fluido è tutto. Seguitemi, canale Telegram, campanellina, vi iscrivete al canale, lasciate i like, mi seguite pure su Instagram, sentite a Saveria Solida. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveria Solida. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.